questa casa per vedere quella figlia che Geppino tanto decanta. Molto gentile. È incantato, Sabrina! Non faccio e che state facendo senza chitarra, senza mando, Ma papà, sì. ma da casa no. Io, ma vedete tu? No, signor. Io volevo fare io, tu, ma so. Devo pure a spara. Ma adesso è tardi, devo proprio andare. Guardate, chi mi tratta? È pazza. È pazza di me. Ma cosa faccio in film mio? No, già sento cuore mio. Sì, ma dove sei? No, bravo. No. Allora ci sta proprio veramente, casa mai tuo fa barba. Non ne ho bisogno, mi sono già depilata e poi
Geppi, io ho fatto un'elettrocoagulazione. Volete vedere? Tocca, tocca! Ma non c'è Luca! Non dazzo un rosso cane! No, io non ho a te, Boccardo! Ma mi fate in fresca, non mangia un mese! Anzi, sua scuola, E te ne dici un po', un work! Geppi, ma io so tutto! E quando dico tutto, dico tutto! ma che sa? Neanche ve lo dico! Neanche io ve lo dico! Ma dice! Chi disprezza può comprare! E io sapete come ve lo dico! Tutto fuori! Comprami! Io sono in vendita! Ma chi tocca? Ah sì, ma che dai? E non faceva cantare! Beh, io a casa, padre, che una cattedrale che ci vuole ogni prato! Geppi, io non so come mi vedo! E come vuoi, lo cannocchiamo? Mi vedo un poco moscio, stanco! Pure che lo faccio un massaggino! Ma è a sola, dai! Dio, allora facciamo un poco di pipì! Io ti lunette! Brutto, irriconoscente! Io sono epicureo, voi? E di tu che? Epicureo, voi? E di curezza è tua mamma! Ma ignorante, ma epicureo è quello che ama il piacere! Geppi, epicuriamoci! E che ne so che si manca? O venga come ne affronti l'uomo con Matte! Chi lei si sembra che vuoi? Ma io non me la buona Ma puglia! io c'è una buona! Mi ha lasciato dentro! Ora magari quello è lui, questo falso epicureo! E callo, stai con quello, ma non ho capito, ma non vuole! Geppi che lo vado guardavo in un po' di là, che il mamma lo dice sempre, ha ragione pure Ma quando... perché mamma te ne Ve lo dico? Ma Maricita... Ho detto tutto! Magari! Ma che ne sa? Ah, non sta male, smetsa prima la pizza, ma leggeri! Ciao Stella! Andiamo, bagniamo solo! Arma, mi facile, se questo non è il nome. Io e mio marito stiamo attraversando un momento un po' particolare. Non mi dite! È un momento un po' particolare. Non mi dite! Armo, cosa? Però Arno, tu ci la vedi dite. No, io dicevo così perché... Perché? Perché mi ho distratta! Mi sono distratta. Ah, siete distratto pure voi! Non signore, si dice mi sono distratta. Allora, magari vado a stare accorto quando andrà! Ci sto facendo di coppa maglietta nuova! E che mamma la maglietta messina! Ma cammina! Che gente! Ho da mangiare! Potete passare qua! Intanto, Sì, se ne andò. ti sta tranquillo? Sì. Ed è costrumato. Ma ah, ho capito, l'album delle foto dell'infausto giorno. Mi sono voluta fare un bagno nei ricordi. Hai fatto bene, quello un bagno ci vuole sempre per igiene. Geppi là dentro c'è il contenuto di una vita intera. Ma una dita monnezza. Geppi, un matrimonio segreto. Un matrimonio è con mano giù. E con mano giù perché ha un pizzino da lungo. Un muro si può. Si fa male. Però quando tu pigliano la tenaglia, io tiravo un muro per fare assistenza. Fare quanto ora. Ma ti stai dicendo che romano? Tanta vita no. Tanta gioia, tanta wow. Soprattutto ora! E poi alla fine noi si va a prendere innanzi al giudice. Una vita distrutta. La vita mia! No, la mia. No, se permetti, magari la mia. Geppi, se permette la mia. La mia! La mia. La mia! La mia. La mia! Stanno arrivando, ma che facciamo? Ma chi sta vedendo? Fidanzato di qua, figli qua di mare. No, ma come? Io non faccio niente. E come si fa? Si trova una maschera io e una maschera tu. E facci pure la nuova. E che vuoi fare per il bene di nostra figlia? Ti prego, mamma, ti prego, ti prego, ti prego. Ah, signore, figli sai nessuno, nessuno. Ah, no, posso pure essere comando blu. E va bene, l'uomo non cede, il padre sì. Già, si gira. Male, amore ed armonia. Sì, ma che Geoffrey, a casa non ci sta niente. Fa una cosa, manda a mando un bel a pigliare qualcosa, va. E tu approcci prima una cravatta, non ti
te. Dico io, quando vuole arrivare, Sì. ma noi ci potessimo fare a bracciare. E venga là, guarda da tre. Si prego, accomodatevi. Mamma, papà. Non lo so neanche mio zio. Mio fratello. Mamma mia, che grande onore per la nostra famiglia! Mi sento così emozionata! Prego, signori, accomodatevi, fate come se fosse a casa vostra! Accomodatevi, prego, sedetevi! Prego! La vicinanza! Signore, la nostra casa riceve un onore illustrato e illustrissimo! Noi siamo gente modesta! Ma cara signora, non c'è mica bisogno di la pompa. La catanappi è piano! Ma no, mia madre non diceva la pompa, ma il lustro, l'eleganza. Stai zitto tu, le parole mamma. Oh, e la gente che scrivono che cerca queste cose. Dico bene, Benissimo. Anzi, cambierà cosa! noi cerchiamo onestà e buona educazione. Di amore. Stai zitto tu. Oh, È pure maestrale! se poi c'è anche un recordino, qualche soldo, qualche rendita, un'azienda appena avviata. Non basta, è provvidenza. E provvidenza. È provvidenza. Esci da me! Hai visto adesso, te l'ho detto se a capo un'azienda per avviare un pezzo di terra, un gioiello, niente signora mia, dai sempre tutto passato in papà, dico solo una piccola rendita che ci vengono palazzi. Ma gioia mia, tu lo sai, io sono un uomo che si è fatto da un nulla. Guarda mia madre, vendeva il Il petrolio! Il petrolio! Non bisogna pensare più ai tempi tristi che la provvidenza ci ha voluto mandare. Adesso state bene e offriamo, signora, offriamo. Oh, ma ci mandate a tomba! No, io dicevo offriamo tutto al Signore. Dovete capire la mia diffidenza, ma Nicolino è il mio unico figlio, me lo sono cresciuto con le monelline fino a quando è nato, perché dovete sapere che il mio povero marito morì molto giovane, quando ci penso, Mio padre morì quando io nemmeno lo conoscevo. E che stavo dicendo? allora, io sono venuta qui per parlare con lui. Nicolino è innamorato della Marisa e spero che la ragazza mi faccia una buona compagnia. Scusi,